A questo punto interverrà il professore Luciano Cataliotto, docente di storia medievale presso il DICAM dell'Università degli Studi di Messina. Ha relazionato in numerosi convegni scientifici nazionali ed internazionali. Si è occupato tra l'altro di strutture politiche, sociali ed economiche relative al Mezzogiorno medievale, dagli anni dell'Emirato al tardo 400. Particolarmente esperto per il periodo angioino, dirige inoltre la collana storica Mare Nostrum, politica, economia, società e cultura, ed è autore e curatore di numerosi saggi e articoli editi in sedi specializzate italiane ed estere. Allora, signori, intanto buonasera e bentrovati. Io vorrei parlare questa sera, come ho già appunto annunciato nel programma, di un fondo particolare molto ricco che forse pochi conoscono, comunque non gli addetti ai lavori. Questo archivio è denominato Archivio Ducale Medinaceli perché è di proprietà, è diventato nel corso dei secoli del Duca di Medinaceli. Le vicende di quest'archivio sono particolari, chiaramente. La ricostruzione della vicenda, dei percorsi, della ricca documentazione contenuta in questo archivio è stato oggetto di studi a partire dalla fine degli anni 70 del secolo scorso. Nel 1978 Carl Richard Buell pubblicava appunto un importante articolo in cui dava notizia di questi documenti ricchissimi, conservati benissimo, che erano stati ahimè sottratti alla città di Messina nel corso del Settecento. Questa è un'immagine della Piazza del Duomo prima del terremoto del 1783, quindi più o meno siamo in quell'epoca delle vicende. Chi è questo personaggio particolare? Questo è Carlo II, re di Spagna, degli Asburgo. Circa 50 anni prima di una rivolta del 1764 Messina aveva ottenuto un privilegio che era praticamente molto ambito, molto ricco, ed era il monopolio della seta, un privilegio che avrebbe poi arricchito Messina, portato in città mercanti da tutte le parti, avrebbe costituito la fortuna in qualche modo della Messina moderna. Questo privilegio viene cancellato a un certo punto, non improvvisamente, da questo nobile signore, insomma Carlo II d'Asburgo. Qua vediamo in un busto marmoreo. In quegli anni cosa accadeva? La Francia chiaramente era in fase di espansione e l'espansione non era diretta solo oltreoceano, come sappiamo, regnava Luigi XIV, era orientata verso la conquista di molti porti franchi, di molti punti di collegamento marittimi appunto all'interno del Mediterraneo, e inevitabilmente si scontra con la corona di Spagna, in questo caso con gli Asburgo. Nel 1674 Messina a un certo punto si ribella contro la guarnigione spagnola e chiede l'aiuto di Luigi XIV. Luigi XIV dà segnali di una collaborazione, di una difesa, ma in effetti poi se ne fregherà, assorbito dai suoi possedimenti ottenuti appunto dalla corona iberica, da Carlo II in Fiandra, in Nord Europa, e anche dei territori oltreoceano. Quindi diciamo abbandona in qualche modo Messina, l'ha sostenuta verbalmente ma di fatto proprio non interviene. Quindi proprio nel 1784 questa rivolta viene assediata nuovamente la città, addirittura delle fonti parlano di un rinnovato Vespro siciliano. Si ricordava appunto la rivolta del Vespro, l'assedio di Messina, dove nascono pure i miti di Nina e Messina che suonano le campane, e tutti i vari insomma miti collegati alla storia messinese. Dopo questa rivolta dei messinesi, chiaramente Messina viene assediata e viene sottoposta a una durissima repressione che si concluderà nel 1679, quindi per 5 anni. Carlo II chi chiama? Chiama il suo viceré di allora, che fu viceré dal 1689 all'87, per punire la città, per sedarla, per ricondurla all'obbedienza in qualche modo. E questo Francisco de Benavides, conte di Santo Stefano, fu viceré appunto in Sicilia, venne incaricato di questa repressione.
E qui abbiamo un bando che appartiene alla mia famiglia, questo ce l'ho a caso, appunto di questo tizio. Non fa molta simpatia a noi siciliani, chiaramente ci ha debbati, ci ha umiliati profondamente, però insomma questo è un bando in cui fa delle concessioni, peraltro questo è del 1685. Francisco de Benavides chiaramente entra in città dopo aver appunto conquistato, superato le resistenze dei cittadini che si erano asserragliati dentro, comincia una feroce repressione che fu veramente terribile. Molti furono mandati in esilio, moltissimi giustiziati chiaramente, ma il danno maggiore non fu nei confronti dell'uomo, degli abitatores messane, ma fu verso la città stessa, la dignità di cittadini di questa urbs nobilissima che venne in qualche modo punita con la cancellazione, con una sorta di damnatio memoriae. Come avvenne questo? Sì, la repressione fisica, ma quella si sa, dopo qualche anno viene addirittura dimenticata, basta che passano 2 generazioni. Quello che invece rimase come un'onta, come un'offesa, come qualcosa che fu difficilmente e faticosamente in qualche modo recuperata, fu la soppressione a tappeto, per esempio, di tutti i privilegi di cui Messina aveva goduto, non ultimo quello molto importante del monopolio della seta, che ha costituito veramente il volano dell'economia appunto della Messina moderna. L'università viene chiusa, la zecca appunto viene chiusa e trasferita per un periodo a Palermo, poi tornerà a Messina. Il palazzo senatorio dove si riuniva il senato messinese viene a Casalsuolo, addirittura viene sparso del sale proprio per indicare che era un posto maledetto, come accade qui a volte nei paesini. Uno ha un incidente, arriva qualche vecchietta e sparge il sale, ed è proprio per, come dire, per esorcizzare, insomma. Esattamente, ma non fu tutto qui, insomma, pare una punizione veramente terribile, ma non si fermò a questo. Il buon Benavides, che era comunque un uomo di cultura, nel suo piccolo apprezzava i capolavori in qualche modo, i documenti, si reca chiaramente alla torre del Duomo di Messina e la notte alle 22, c'è scritto nelle fonti, non si sa se no, veramente alle 22, comunque il 9 gennaio 1989, arriva con i suoi scrani, entra nella torre del campanile del Duomo e praticamente piglia tutti i documenti, tutto il corpus documentario che era della città di Messina, dove erano raccolte le pergamene più importanti che risalivano alla prima età normanna e poi pensate che si tratta di 1420 documenti non cartacei, sono dei documenti importantissimi che hanno un'importanza fondamentale, ad esempio anche per gli studi di stagistica. Questi documenti sono stati oggetto indiretto di studio, perché di fatti i documenti non sono mai stati pubblicati. Dei documenti noi abbiamo l'eco lontana, vaga, insomma un po' così, non chiaramente dettagliata, di regesti, come dire, dei lavori che sono stati condotti negli anni poi recenti più che altro, perché per 3 secoli di questo fondo non si seppe più nulla, non si sapeva neanche che esistessero, non si era sicuri. Il fondo Messina, così chiamato, appunto comincia la sua traversia proprio quella notte del 1689. Benavides questi documenti se li prende come bottino personale, se li porta a casa sua in Spagna. Da allora, appunto, dicevo, si perdono le tracce. La cosa più triste, perché poi alla fine si sono ritrovate queste, quello che non si è mai ritrovato è la ricchissima biblioteca dell'Ascaris, il padre dell'umanesimo messinese, grecista, che aveva lasciato la sua ricchissima biblioteca con testi antichi, testi greci, al municipio di Messina, e Benavides li trovò, diceva, sai che c'è, me li porto pure questi. Ecco, quelli non si sono mai più trovati, anzi non esiste neanche l'inventario. Benavides, seppure nell'iconografia della fine del Seicento, è comunque indicato come un viceré cattolico che lotta per, ricordiamo, i re cattolicissimi, e qui lo vediamo appunto in una manifestazione religiosa, come anche qua ritratto in quest'opera, insomma, di Dubbio Gusto, appunto la biblioteca di Costantino Lascaris. Che peccati, immaginate cosa, la ricchezza, le note, l'epigrafia, tutte le opere
degli omileti calabresi che poi arrivarono a Messina, insomma questo fondo, diciamo, è rimasto come dire, nascosto fino appunto al 1978, quando questo studioso storico tedesco, Karl Richard Brühl, ne dà notizia e quindi suscita un interesse diffuso in tutta Europa, tant'è che si muoveranno tutti. Ora io qua potrei raccontarvi le vicende, questi documenti, arrivano questo e quell'altro, li pigliano eccetera, ma sarebbe una storia lunga che non ci porterebbe a nulla. Basta che vi andate a leggere la premessa di un libro, perché nel 1993 di queste 1426 pergamene, 1300 restano al restauro, mi pare che era a Torino, non Ferrato, altre 115 vennero portate a Messina per organizzare una grande mostra che in effetti fu un evento, durò quasi 2 mesi questa mostra, fu visitatissima con la partecipazione di, vabbè, di Sua Maestà Re di Spagna Don Juan Carlos I, Luigi Scalfaro, che era il nostro, uno dei tanti indegni presidenti della Repubblica, sotto l'alto patronato. Per me un solo presidente esiste, Sandro Pertini, che ho pure conosciuto. Insomma, alla fine si fece un gran polverone, possiamo dire. 1900, già mi ricordo nel 91 ne parlava Pispi, mi raccomando, che sono un suo allievo. Dice ora c'è qualcosa, scriviamo, pubblichiamo, poi fu pubblicato in effetti un volume dall'editrice Novecento di Palermo, un bel volumone a colori con tutte le pergamene, no, tutte no, insomma c'erano alcune, tra cui forse quella che hai preso per lì. E insomma basta, poi fu un fuoco di paglia, perché alla fine non se ne seppe nulla. Perché? Perché la proprietà di questi documenti alla fine non è mai stata definita. Secondo me la cosa giusta sarebbe fare come la Stella di Assuan, come tante altre opere, cioè fare un'interrogazione parlamentare, quello che c'è, qualora avessero voglia di fare cose del genere i nostri governanti, e farci restituire questo fondo, perché è una pietra miliare della storia messinese. A un certo punto viene cancellata completamente. Immaginate che dalla vostra casa a un certo punto scompaiono tutti i libri e le carte che avete. Rimane una casa, come dire, si vede che è stata evidentemente umiliata più che... appunto Aldo Sparti fu colui che entrò in contatto anche tramite il genero, il suocero, scusate, di Aldo Sparti, che era il professore Francesco Giunta, con cui feci il dottorato allora. Tra i due non c'era molta stima, erano parenti affini, anzi. Aldo Sparti ha fatto un lavoro, ma Aldo Sparti non è uno storico, non è un paleografo. Aldo Sparti ci ha lavorato per tanti anni producendo soltanto, come dire, un lavoro di rassegna di questi documenti, una divisione, la numerazione, possiamo dire un intervento estrinseco sui documenti, che sono bellissimi, ne vedremo da qualcuno, di grande pregio, chiaro, interessanti per lo stagista e per il linguista, per lo storico dell'arte, per insomma un'opera, un fondo, un corpus poliedrico, possiamo dire, ha tante informazioni. Immaginate i 1426 documenti, alcuni dei quali veramente con interpolazioni di altri documenti precedenti, è una ricchezza infinita. Nessuno si è occupato dell'esame intrinseco proprio dei documenti contenuti. Perché? Perché non c'è stata mai una pubblicazione di tutti questi documenti, è sorta una specie di, come dire, no, io non li faccio perché allora gli spagnoli si offendono. Insomma c'è stata una sorta di botta, tira e molla. Alla fine questi documenti non sono mai stati fino adesso ancora. Io ebbi la fortuna di essere molto legato appunto a Francesco Giunta, ai palermitani. Io ho avuto la fortuna di avere questi microfilm in risoluzione fotografica, perché allora le foto si facevano col rullino a 400 ASA, magari o a 1600 se si voleva dare più, però diciamo il risultato è quello. Andrebbero adesso scansite meglio, fotografate con ovviamente nuove apparecchiature, con alti pixel. Comunque Aldo Sparti alla fine di questo lavoro ha fatto la descrizione del fondo dell'Archivio Ducato in occasione della mostra. Infatti quell'articolo è uscito nel 94 appunto in questo volume, Il ritorno della memoria. Federico Martino, storico messinese, storico del diritto, ha pure dato una notizia appunto su Messina
la presenza di Messina nelle carte dell'archivio ducale medinaceli, poi dice di Siviglia, poi è stato spostato a Toledo. Aldo Sparti ha poi pubblicato un altro articolo nel 97, il caso singolare, il fondo Messina, che di fatto, ripete, non aggiunge nessuna novità. Altri studi non ci sono studi di alta qualità. Ho conosciuto questa Barbara Maria Rita, mi pare, Spinella, che è una donna catanese, mi pare che è stata una allieva di Clara Biondi, se n'è andata, non può confermare, che ha fatto un lavoro di dottorato. Un altro lavoro di pregio è quello che vedete segnato sotto di questa Giorgia Migliore, che è una laureanda, appunto una laureata ormai addottorata, la quale ha fatto un dottorato di ricerca proprio sulle carte dell'archivio ducale Medinaceli. Però il dottorato l'ha fatto in linguistica storica, quindi io e il collega De Angelis l'abbiamo seguita entrambi, io leggendo le carte, aiutandoli in questo, e De Angelis facendo il lavoro di linguista. È uscito un ottimo lavoro, la tesi è stata pubblicata e rispetto alle altre tesi di dottorato, di laurea, insomma, sono stati fatti diversi lavori. Tutti gli altri lavori sono stati fatti sui regesti, sul sentito dire, possiamo dire, sui sunti dei documenti, sulla notizia, ma non è andata ad analizzare i documenti dentro, appunto perché non li hanno potuti leggere di fatto. Giorgia Migliore invece ha fatto un lavoro molto più, l'abbiamo incoraggiata, io gli ho fornito 32 documenti, insieme li abbiamo trascritti, lei ha fatto il lavoro più linguistico chiaramente, io quello dello storico che meglio so fare, quindi ho la trascrizione di 32 pergamene che non ho mai pubblicato per vari motivi, perché non è chiara il diritto alla pubblicazione, non si sa se gli eredi del duca Medinaceli pare che abbiano dato il permesso alla pubblicazione. Poi come si fa a dare un permesso di una cosa che è rubato? È un po' strana sta cosa, dice, li abbiamo rubati, sì, 3 secoli fa, ho capito, però permettimi almeno di divulgarli. E questa è veramente una cosa che io trovo vergognosa, come il detto, il famoso cane di Don Gaetano, che non vado oltre perché tutti conosceranno ecco, guardate di cosa si tratta, non si tratta di documenti vergati in carta bambagina o in pergamena scadente. Ogni documento di questi è un'opera d'arte. Io ve ne mostro soltanto alcuni, ma immaginate su 1426, pensate che ci sono esempi di qualcosa di 800 sigilli, quindi capite bene che già per uno studio su sigilli di sfragistica, di genealogia, già costituisce un fondo di una ricchezza eccezionale. Questo appunto di Filippo III, questa è un'altra pergamena, osservate la ricchezza, si vede, non c'è bisogno che ingrandisco, ma comunque non so neanche se da qua, no, e questo è un altro ancora. Ecco, i sigilli, il fondo pergamenaggio potrà avere un grande interesse per la storia siciliana, ovviamente dal X al XVII secolo, che si è affrontato lo studio di sfragistica e può dare spunto a studi specifici, sigillografia siciliana, e sono incontrati, ecco, 101 sigilli, ma in tutto, considerate che molti sono ripetuti, sono circa 800 tra sigilli e timbri a secco. Ecco, questi sono alcuni esempi. Si vede bene? Forse se spegniamo questa luce. Tanto io leggo, non parlo, non leggo. Con la riaccendiamo. Sì, però ci addormentiamo. Vabbè, comunque. No, così veramente no. Ecco, vabbè, è solo un esempio, voglio dire, questo è un intervento, non vi voglio tediare troppo, ancora andiamo a conclusione più o meno. Ecco, guardate la bellezza di questi documenti, chi ha avuto a che fare con documenti, li ha letti, li ha visti, riesce, come dire, ad apprezzare l'accuratezza di questa vergatura del documento e soprattutto come si sono conservati. Quindi in fondo è stata forse una fortuna che questo Benavides se ne è incamerati a casa sua, sono rimasti nei suoi palazzi per secoli, perché altrimenti non so se io non ho mai visto dei documenti in stato di conservazione come questi, veramente raramente. Questo è un altro di Ferdinando. Ci sono dei documenti che chiaramente hanno attirato particolarmente la mia attenzione per un interesse personale. Io non sono esperto, però mi sono dedicato per anni agli studi sull'amministrazione di Carlo I d'Angiò,
quindi quelli di età angelina hanno suscitato ovviamente il mio forte interesse. Questo è un altro sigillo particolare, non passiamo alla descrizione. Un'altra pergamena con l'altro sigillo. Guardate questa con la presenza addirittura di più sigilli che era vergato dal cancelliere, dai vari funzionari di corte, quindi ecco, questo è uno di quei 4. Questo è solo per un indice di, ho detto, ho trascritto 32 pergamene e queste sono le 32 pergamene che mi è capitato che ho trascritto, ma ripeto, sono 1400 ancora. Ne ho di lavoro da fare. Questo in particolare è un documento, il documento segnato nella prima segnatura degli anni 70, appunto dopo la scoperta di Caldicciapuro, perché poi i torinesi si occuparono, ognuno cercava di, come dire, ottenere il monopolio sullo sfruttamento dei documenti, però nessuno ci è riuscito. Giovanna prima d'Angiò, appunto da Aversa, scrive e rilascia a Messina questo documento in cui ordina la città di Messina, la piana di Milazzo e l'isola di Lipari, quindi tutto questo territorio dove noi siamo, rimangano in perpetuo sotto il dominio della propria casata. Sappiamo che siamo negli anni del lungo conflitto seguito alla rivolta del Vespro, ovvero la guerra del Vespro, che non si conclude nel 1282, ma durerà quasi per tutto il secolo, possiamo dire. Tutto il 300 è infatti segnato da questo costante tentativo diretto o indiretto da parte di Niccolò Acciaiuoli e di altri funzionari di riconquistare la Sicilia, e il teatro di guerra qui in Sicilia si sposta nella piana di Milazzo e qui si scontravano. Messina entra in crisi nel 300, c'è questa grande crisi economica del 300 perché Messina nel corso del 300 non ebbe modo di approvvigionarsi di derrate alimentari nella piana di Milazzo, che era il naturale polmone cerealicolo della città. A Messina bastava tagliargli le vie d'accesso dal mare per prenderla per fame. Infatti si diffonde, per esempio, nel 300 a Messina, ne parla Pispis abbondantemente in un suo volume vecchio dell'80 su Messina nel 300, i vivi d'aria, che erano praticamente quell'uso di utilizzare i terreni incolti attorno alla casetta come orti. Quindi ognuno aveva il proprio viridarium, quello sentiva di piantare, come dire, i pomodori no, perché ancora non c'erano, ma con le patate, però anche dei cereali, insomma, ecco, e quei legumi che cominciavano un po' a diffondersi e a trasformare la storia dell'alimentazione, venendo a sopperire alla mancanza di carne. Questo documento è molto interessante anche perché ogni documento di questo, sì, questo è il sunto, parla di questo, però all'interno ci sono delle descrizioni. Ad esempio sono interessantissime le descrizioni, le definizioni dei confini, perché allora quando si dava la definizione dei confini si usavano dei riferimenti fisici, la montagna perciata, la rocca bianca che scende verso il mare. Ecco, e quindi noi abbiamo modo di riconoscere anche le entità delle varie concessioni e descrizioni di terra seguendo oggi appunto quelle indicazioni che ancora ci sono. Ecco, vi dicevo dell'età di Carlo I d'Angiò. Carlo I d'Angiò domina in Sicilia io dal 1266, sappiamo, la battaglia di Benevento fino all'82, la rivolta del Vespro. E qui abbiamo la presenza, per esempio, in queste carte di molti funzionari, di notai, di giudici, quindi abbiamo già una mole cospicua di documenti, di nomi per stabilire appunto un quadro sociale, familiare, i gruppi familiari che si aggregavano. Si parlava dei meliores, dei burgenses, insomma Messina nel 300 è veramente un grande laboratorio di questa nobiltà civico-urbana, come la chiamava Pispisa. È una nobiltà che si arricchisce prima, quindi acquisisce dapprima la ricchezza economica e poi la trasforma in potere in qualche modo, acquisendo dei feudi che solitamente sono nella piana milazzese, esercitando appunto il loro potere così, però avendo il loro palazzo a Messina, per questo detta nobiltà civica urbana in qualche modo. Di questo si è occupato anche Federico Martino, Carmezzalo, a definire questa trasformazione della società che avviene proprio a partire dal 300 a Messina in modo... questa niente è una carta, a me interessa perché per l'età angiolina, per le descrizioni ulteriori che ci sono, che è sostanzialmente una
richiesta al capitolo, molte di queste carte sono dei privilegi concessi alla Chiesa messinese, ma non tutti, attenzione. Per esempio questa è una carta pure importante, la cui eco la riscontriamo pure negli atti della cancelleria angioina. Nel 1270 Carlo, che comunque dopo la conquista della Sicilia, noi sappiamo nel 66 la conquista, ma poi nel 70 ci fu una grande rivolta generale in cui forse le maggiori persecuzioni dei cittadini dei Re Micoli vengono condotte nel 1270, non nel 66. È allora che tutti i filosfevi si uniscono e fanno questa grande rivolta. Quindi dopo il 1270, ma all'inizio, perché si conclude nel 70 la rivolta nei Pirenesi, Carlo concede ai messinesi, perché utilizza questa politica di favorire Messina a discapito di Palermo per in qualche modo bilanciare un po' i poteri. Questa fu la sua scelta. E qui lui concede ai messinesi che non si possa introdurre a Messina vino proveniente da altre parti, tranne che per l'uso del vicario, del sovrano, qualora passasse da Messina e dimorasse lì, allora si poteva portare il vino da fuori, il vino greco ad esempio. Ma questa è una scelta importante perché impone il commercio del vino locale o di quello che i messinesi potevano importare. Addirittura c'è un simile documento che è appunto negli atti di cancelleria in cui si parla, si dice sì, però a Lipari lo potete portare perché Lipari è fedele, perché insomma non si produce vino, poverini. Allora il vino era qualcosa di importante. Questo è l'intero documento tradotto, trascritto appunto da me, che però è inutile leggerlo. Questo è un altro documento della Angioina, Carlo Angio, a petizione dei messinesi, perché i messinesi avanzavano nelle ricerche, forse più di tutti gli altri comuni, che durante gli anni del Vescovo Messina mantiene un atteggiamento ambiguo, si schiera dapprima con gli Angioini, poi Nicchia, poi si mette contro Palermo che aveva accolto Federico III, insomma c'è una sorta di lotta, conflitto, confronto municipalistico alla base che determinava poi delle scelte di politica generale. Quindi i messinesi chiedono e lui prescrive che si faccia uso del rotolo comune, l'unità di misura appunto, che era pari a 33 onze e un terzo, mentre invece a Messina era maggiore, quindi andavano a perdere nei loro commerci interni. Ecco, questo è l'intero documento. Poi lo leggerete, usciranno gli atti, insomma. Ecco, questa è quella dei capitoli suntuari. A un certo punto Messina acquisisce ottiene un rispetto in tutta l'isola, in qualche modo la città è definita nobile, ed è veramente una città ricca di mercati. Basta guardare le cronache di età normanna fino a quello Sveve, in cui si parla di Messina che era un posto in cui c'era molta puzza per strada, c'è scritto proprio nel cronista, perché è abitata, vengono da tutte le parti del mondo e quindi è una sorta di caravanserraglio di mercanti, gente che va, odori di tutti i tipi, addirittura appunto si parla anche di questi particolari. E una classe, quella dei meliores, appunto, che avevano acquisito il cingolo militare, si erano arricchiti, avevano i piccoli feudi della piana di Milazzo, chiaramente danno sfoggio del loro ruolo di prestigio acquisito e cominciano a mostrare la loro ricchezza con monili preziosi, drappi di alto livello, e Carlo d'Angiò è costretto in qualche modo a emanare delle leggi suntuarie in cui cercava di limitare il lusso. Dice non fate molto orologio di lusso perché insomma è qualcosa che va contro. Infatti questi capitoli vengono subito eseguiti e sono qui dettagliati, non ve lo leggo perché in latino veramente mi tirate i pomodori. Quello che per me è un documento interessante, anche perché da un po' di tempo mi sto occupando, ora pubblicherò con gli studi in memoria di Salvatore Tramontana, appunto, dove ci sarà un articolo sulla zecca di Messina e i suoi operatori. Avevo già fatto un intervento a Santa Lucia appunto la volta scorsa, era stato così. È importante perché questo documento, Carlo d'Angiò, sempre dietro richiesta dei messinesi, questa è la cosa importante, con Messina Carlo ha un rapporto particolare. Durante tutti
negli anni della dominazione, fu la città più privilegiata, fu la città che ebbe in qualche modo delle autonomie maggiori rispetto a tutte, delle autonomie che continuò a tentare di mantenere poi per l'età successiva. Ora, a petizione messinese prescrive che nella zecca di Messina non si assumono operai in sovrannumero solo perché godono dei privilegi e delle esenzioni provenienti dai lavoratori. Questi lavoratori nella zecca, di cui parlerò poi in quell'altro articolo, comunque è interessante vedere, si tratta di famiglie nobilitate, di amalfitani cosiddetti trasferiti nel regno per la loro fedeltà alla corona francese e quindi agli angioini, addirittura era diventato, come dire, un privilegio poter lavorare come semplice operaio, magari pure per fare le pulizie, per buttare i trucioli della battitura, per fare lavori umili. Era considerato, perché godevano comunque di un privilegio particolare, delle esenzioni fiscali, non pagavano determinati dazi, avevano uno ius exiture su molte merci, insomma era un ceto di privilegiati, e questo è importante perché conferma appunto ciò che si è sempre sostenuto sulla base di altra documentazione. Questo è il documento in cui si spiega. Altri documenti importanti, vado veloce perché mi sa che poi non sono in tempo. Questo è di Federico III, appunto, che concede le terre della Valle Melaci, la terra Tauromeni con rispettive pertinenze Iuscat, Flumen e Cantari nella valle di Castrogiovanni, Devano e Milazzo, siano sotto la giurisdizione dello staticoto della città. Quindi addirittura quando arriva poi Federico III, siamo subito dopo, possiamo dire, la rivolta del Vespro, dal 1282, poi tra sbarchi di Pietro III, eccetera, siamo al 1302. Pietro III era ritornato, come sappiamo, aveva lasciato il fratello, anzi Giacomo era morto in Spagna, Pietro I tornò in Spagna e quindi lascia in qualche modo l'isola, gliela affida al fratello Federico, dice: ma no, sei qui come mio. Però come sappiamo poi Federico si lasciò persuadere, insomma, in qualche modo da queste lusinghe di fare un regno di Trinakria, e per un periodo fu re di Trinakria. Un personaggio interessante Federico, ben più dei suoi successori o del mentecato Pietro II, che cancellò tutto ciò che avevano in qualche modo faticosamente ottenuto. E questo è il documento. Bellissimo questo documento, perché a parte la scrittura, che è veramente vergata con uno stile, Martino II, appunto, il famoso Martino, che poi Martino II è Martino il Vecchio, perché Martino I sposa Maria, come diceva appunto l'amico Giuseppe, però poi Martino I viene fatto re di Sardegna, va in Sardegna nel 1409, mi pare, muore di malaria in Sardegna, e allora la corona passa al padre, per cui paradossalmente Martino I è il figlio e Martino II è invece il padre, ecco. Martino II, insieme a Martino il Giovane, il figlio, a Maria d'Aragona, che era appunto la sposa del figlio, ratificano le richieste contenute nei capitoli Bulgaria, riportate nello stesso documento segreto degli oscuri capitoli, cioè danno la conferma di questi capitoli Bulgaria. I messinesi si risvegliano in questo periodo, chiedono conferme, chiedono riconoscimenti ulteriori, appunto riconoscimenti di potere. Questo è bello, questo documento, perché nella concessione dei capitoli Bulgaria sono riportati i capitoli Bulgaria. Sono quei capitoli di legge, appunto quelle concessioni che sono state vergate per essere bandite dai banditori, essere capite dalla gente comune, non da quelli che frequentavano la curia o la cancelleria, e quindi è in una lingua particolare, è un medio latino che è già arrivato al volgare, una sorta di volgare non ancora definito ma abbastanza chiaro, strutturato come una lingua. Parlavamo prima, se n'è andato, trovato, appunto di quest'uso particolare e precoce in Sicilia del volgare, del medio latino prima e poi del volgare. Lui ha glissato su questo punto, però è fondamentale che qui da noi il volgare si è affermato subito, si è affermato nel giro, dimostrando che la lingua siciliana è una lingua, non è un dialetto che si usa all'occorrenza, ma è una lingua strutturata con una sua sintassi, le sue particolarità e con una ricchezza che addirittura supera
la lingua italiana, che addirittura poi comincia, è ancora nuova, poi nel 600 ridondanza eccetera si arricchirà enormemente, però il dialetto era molto più espressivo, soprattutto allora, di quel volgare che si cominciava a parlare appunto in Toscana e in Nord Italia. Qui c'è un ampio brano, tutti i capitoli volgari che sono scritti in lingua volgare. Da là non leggete forse? Sì, si legge. Si legge? Sì. Tu sei un aquilotto. Sotto non... È un misto di latino e volgare. No, c'è l'introduzione chiaramente di Martinus de Grazia Rex Aragono, Grazia Rex Sicilia, eccetera, tutta la intitolazione, poi chiaramente si entra qui e descrive i capitoli. Tenor sequitur est talis, il tenore di questi capitoli è questo, in 2 punti. La pelliccione la quale fa la Università di Messina, le Serenissime, nostro Signore delle cose infrascritte, videlicit in primis, chi plazza, chi sereni, insomma è una lingua che noi comprendiamo perfettamente, è il nostro dialetto. In un altro studio allora che avevo fatto a Barcellona, avevo presentato, c'era la particolarità dei documenti in volgare siciliano appunto del 300 e 400, che erano trascritti a volte, tradotti direttamente dal latino, dal greco, se è il caso, in lingua volgare, perché erano quelli che venivano messi in mano al banditore che col suo suonatore di tamburo andavano in giro, appunto, sentite, avevo sentito in molti fusti di navi di turchi, e ci sono tanti di questi documenti interessantissimi in cui si può vedere la concrezione e la descrizione dell'articolo. Mi dispiace che trovato se n'è andato, in cui si vede la lenta trasformazione, soprattutto interessante nel campo semantico, in cui un termine viene usato in lingua siciliana nel documento e si capisce, noi siciliani lo capiamo, perché per esempio paciuniari, cosa vuol dire in siciliano paciuniare? Vuol dire fare un po' con arroganza, fare il padrone magari in casa d'altri, questo modo di paciuniare, di fare il spadroneggiare. In italiano esiste il termine spadroneggiare, qua è rimasto paciuniare, che si continua, ma gli esempi diciamo sono diversi. Mi dispiace che non ho quelle slide perché sarebbe interessantissimo. Questo per la linguistica storica sono documenti fondamentali, senza di questi abbiamo poco da capire sugli usi linguistici, e di questi documenti nell'archivio ducale Medinaceli riportati, che riportano brani in volgare, ce n'è diversi, quindi anche questo è come dire, un modo per insistere a cercare di pubblicare questi documenti e di consentire a tutti di leggerli e di studiarli. Nel mio piccolo io sto facendo questo, se Sparchio o qualche altro mi vuole denunciare, pazienza, qualcuno di voi mi porterà le arance magari. Queste buone. Queste buone che abbiamo fatto. Mi porti le arance qua di bene, vi ringrazio, non dico.